Le vacanze da sogno fanno tappa a Porto Empedocle e la nave da crociera Star Pride, battente bandiera americana, con a bordo circa 250 turisti di nicchia. Un vero e proprio gioiello galleggiante con soggiorni al costo di circa 7.000 euro per un totale di 10 giorni. È arrivata da Malta stamattina alle 7 e riparte alle 17 per Trapani. Uno stopover durante il quale i croceristi hanno scelto di visitare la Valle dei Templi, altri la riserva naturale di Torre Salsa, altri ancora Piazza Armerina, mentre alcuni sono rimasti a Porto Empedocle. E a bordo il sindaco Lillo Firetto ha incontrato il comandante della nave, Alan Macari, per un saluto ed uno scambio di doni. È una nave che porta un carico di turisti di fascia molto alta, altissima, che vanno nella Valle dei Templi, che andranno anche al Golf Resort di Sciacca per giocare a golf. Si conferma la bontà dell'intuizione della crocieristica nella nostra città di Porto Empedocle, che è porto di Agrigento, che è porto della Grecità, della Valle dei Templi. E credo che questa realtà debba essere ancora ulteriormente potenziata. Ci dobbiamo scommettere tutti quanti ancora di più, migliorando sempre meglio l'accoglienza. Mi piace che l'equipaggio e il suo comandante stamattina, ancora una volta, così come quello di Costa, così come quello della nave battente bandiera Bahamas dei giorni scorsi, ci hanno reso i complimenti a un porto che si presenta una sorta di salottino, cioè ben pulito, curato, e questo credo che non è un fatto scontato. Per il resto tutti insieme stiamo facendo uno sforzo per migliorare l'accoglienza. Poi adesso abbiamo realizzato quello che è un sogno da tempo inseguito, che va ulteriormente innervato, migliorato, potenziato, lo abbiamo detto, e però deve partire l'altro sogno, cioè noi dobbiamo rivitalizzare la strada ferrata, e quindi con un trenino che porti dentro la Valle dei Templi, cioè scendendo da qui basta fare 200 metri, sei alla stazione succursale, e dalla stazione succursale con un convoglio dedicato puoi essere nel mezzo della Grecità, e sarebbe una cosa unica al mondo. Che impressione ha? Questa è la prima volta che voi arrivate a Porto Empedocle, che ne sembra del porto? I'm very excited. For me it's a... Il comandante è la prima volta che viene, è molto eccitato di essere qua a Porto Empedocle perché sta trovando una bellissima accoglienza, il posto è bello, il porto sta offrendo ottimi servizi e ora ne approfitterà più tardi per fare un giro pure della cittadina. Pensate di ritornare qui a Porto Empedocle? Yes. Windstar is going to have more La calls. Windstar che Sena sta pianificando per il futuro di fare molte scale a Porto Empedocle perché stanno trovando che Porto Empedocle è un ottimo porto per poter fare escursioni e perciò sarà un porto che nei prossimi anni già ci sarà un'altra nave, la Windsurf, che verrà a fine stagione, sarà sempre un incremento con questa compagnia.